Domani c'è Akragas Licata, un derby un po' in sottotono vista la condizione di classifica dei gialloblu che ormai sono quasi spacciati, non possono permettersi tra l'altro ulteriori passi falsi o mezzi passi falsi. Devono vincere sempre e sperare nelle disgrazie altrui, soprattutto nel Rende che al momento è 12 punti avanti. Sarà comunque un derby molto combattuto, almeno questo si evince dalle dichiarazioni dei vari protagonisti, sia per quanto riguarda i colori biancazzurri sia per quanto riguarda i colori giallo-blu. Tarcisio Catanese ha infiammato un po' la vigilia affermando che tra Akragas e Licata i 40 punti di differenza in classifica non ci sono. Sarà, dicevamo, un derby in sottotono anche perché le presenze al Dino Liotta non sono state finora come ci si aspettava da parte del presidente Deni, tra l'altro un ex di lusso visto che lui è stato anche presidente della società di via Petrarca. Dicevo, i tifosi del Licata hanno snobbato un po' la loro squadra, quelli dell'Akragas invece non potranno prendere parte alla trasferta perché l'osservatorio sportivo ha detto che è una delle trasferte cosiddette a rischio. Mentre per quanto riguarda l'Akragas, oggi il presidente Silvio Alessi ha incontrato anche una parte della tifoseria della Curva Sud per cercare di ricucire questo strappo che ormai si è delineato da diverse settimane, uno strappo che è stato ricucito a metà. Con il presidente Alessi abbiamo parlato anche del derby di domani. Una delegazione dei tifosi della Curva Sud, com'è la situazione? Rientra questa protesta? Ma guarda, la delegazione della Curva con cui io ho sempre avuto dei buoni rapporti, con questi ragazzi ci siamo anche in questo caso rapportati per quelle che sono la soluzione di questi problemi e purtroppo ho dovuto constatare che nell'ambito degli ultra c'è una spaccatura, mi dicono che c'è una spaccatura netta e che appunto una parte sta con noi, una parte, come dire, è stata quella che lunedì, che domenica scorsa ha contestato un po' la squadra e ha contestato Nicola Arena. Io con quella parte che è venuta da me ho dato la mia massima disponibilità come ho sempre fatto come società eccetera. Aspetto di incontrare l'altra parte per capire un pochettino quali sono le loro esigenze e nel limite del possibile cercare di ripianare questa diatriba che è nata già da 2 o 3 domeniche a questa parte. Domani c'è il derby, il Licata, la classifica dice che ormai il Licata è quasi spacciato, però è sempre un derby. Infatti il derby è sempre un derby, le rivalità tra le due squadre c'è sempre stata, quindi io mi aspetto una grande partita domenica sia da parte nostra ma soprattutto da parte del Licata, perché è chiaro che il derby sono sempre sentiti, le tifoserie sono appunto molto attenti a questi derby. Noi purtroppo i nostri tifosi non potranno essere sugli spalti del Dino Liotta, però è chiaro che io non credo a questa crisi, come dire, di gioco del Licata, perché reputo che il Licata abbia un buon allenatore, abbia dei giocatori validi, quindi mi aspetto una grande battaglia domenica al Licata e speriamo che vinca il migliore. Per quanto riguarda la pallacanestro, domani c'è il primo dei 2 match ball che attendono la Fortitudo da qui fino alla fine della stagione, perché al Pala Empedocle arriva il Ravenna. Con un'altra vittoria la Fortitudo si avvicinerebbe ulteriormente alla Gold. Mancano 2 vittorie alla formazione di Ciani. Domenica prossima ci sarà la trasferta molto difficile sul parquet di Roseto degli Abruzzi, ma domani, dicevamo, arriva Ravenna che è una squadra incostante che però è capace di qualsiasi tipo di impresa, quindi occorrerà avere gli occhi aperti ed è quello che Ciani ha detto anche ai suoi ragazzi. Vediamo. Franco Ciani, vigilia importantissima perché domani si potrebbe cominciare quasi a scrivere la parola fine, no? Ravenna, altri 2 punti, poi in teoria mancherebbero soltanto 2 punti, ma se Paffone o Megna la prossima settimana dovesse perdere anche con una sconfitta la Fortitudo sarebbe promossa. Sì, ci sono un sacco di combinazioni possibili ma anche un sacco di rischi, quindi noi proviamo a scrivere le prime lettere di questa parola nella partita con Ravenna, pur consapevoli che Ravenna è comunque in corsa per un obiettivo importante, anche loro neopromossi, anche loro in corsa per i playoff, si sono rinforzati ultimamente con l'acquisizione di un secondo giocatore straniero e quindi onestamente ci sono grandi difficoltà e sarebbe pericoloso e sbagliato pensare a questa partita come una formalità, no? In attesa di un verdetto finale. È un'altra battaglia, dobbiamo essere pronti ad affrontarla, noi, il nostro pubblico, tutto l'ambiente del Pala Moncada.
alla fine, se saremo bravi ad aver ottenuto un risultato positivo, cominceremo a pensare a qualcosa di più. Senti, tu hai detto ai tuoi ragazzi di stare tranquilli perché mancavano 8 finali prima, no? Adesso le finali sono un po' di meno, però la squadra è rimasta concentrata, non ha lasciato nulla di intentato, ha saputo anche soffrire. Per esempio l'ultima partita di campionato a Firenze nel finale ha sofferto parecchio, però questa squadra ha dimostrato di avere molto carattere. Sì, sicuramente oggi siamo meno brillanti di un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, abbiamo un leggero calo ma fisiologico, nel senso che i carichi di lavoro e soprattutto l'impegno emotivo che c'è stato in questi mesi un po' lo stiamo pagando, abbiamo qualche giocatore acciaccato, quindi stiamo gestendo un po' da questo punto di vista i programmi di lavoro con lo staff medico, con il preparatore, proprio per cercare di mantenere queste ultime energie in questo rush finale ed eventualmente speriamo ricaricare in funzione di quello che accadrà dopo. Però ecco, la grande forza, la grande solidità è stata proprio quella caratteriale. Anche le partite dove non siamo stati brillantissimi o dove non abbiamo avuto la continuità di sempre, siamo riusciti nei finali a fare le 4-5 cose giuste in attacco e in difesa che ci hanno fatto anche con scarti minimi portare a casa il risultato positivo, e questo è proprio un aspetto di solidità del gruppo che è importantissimo. Senti, per concludere, tu hai detto adesso rivedrete la vera Fortitudo, quella in Coppa Italia forse non era la vera Fortitudo. Ma sai, noi non siamo partiti per fare i comprimari, siamo partiti per giocarci una partita, per testare le nostre qualità di fronte a una delle migliori squadre in assoluto del campionato superiore al nostro, però è evidente che, voglio dire, un po' abbiamo pagato questo momento non di esplosività particolare, e un po' anche inconsciamente sappiamo che insomma la priorità del campionato è una priorità importante, lo era, e quindi quando magari la partita ha preso un crinale non particolarmente positivo forse non abbiamo avuto quello che invece in campionato ci supporta, cioè quella rabbia dentro che per ottenere la vittoria della stagione riusciamo a mettere in campo tutte le volte. Purtroppo